Sono le ore 21 e 01 minuto primi. Buonasera amici radioascoltatori di Radio Cantanola, e da parte di Lello De Lucia e... Buonasera anche da Giorgio Napolitano, ben trovati in questa seconda puntata dell'ottava edizione di Cantanola Gigli di Nola in radio. Già sapete insomma il nostro format, ospiti, news, canzoni, ma naturalmente potete essere anche voi i protagonisti di questa puntata, potete contattarci o telefonando, chiamando al 328 374 6437 oppure mandando un messaggio tramite la nostra pagina Facebook. Se puoi ripetere il numero 328, così lo mettiamo anche, lo fissiamo anche nei commenti. 374 sì 6437. Perfetto. Mettiamo in diretta e potete dire quello che volete per quanto riguarda la festa dei Gigli. Allora amici radioascoltatori, di nuovo buonasera da Lello De Lucia e da Giorgio Napolitano per questa seconda puntata di Gigli di Nola in radio con la radio web di Cantanola. Innanzitutto andiamo subito a elencare i nostri thank you del Cantanola 2025, che sono Carmine Napolitano, fotografo Nola e Napoli, Milichini Meeting Club, via Castelcicala 8 Nola, sarebbe il ristorante Santa Lucia, Tutto Ufficio Buffetti, via Circonvallazione per Saviano a Nola, bar pasticceria Milichini, via Stella a Nola, tenuta alla Marca in via San Francesco d'Assisi a Saviano, Fratelli del Piano Group in via Tanzil, via Onorevole Vincenzo La Rocca a Nola, Gioielleria d'Amore in via San Felice a Nola, Packet Ristoranti e Pizzeria a Dovicella, Farmacia Visconti via Nicola Boccia a Nola, Gastone Pizzeria in via Roma a Cimitile, Gruppo Vecchione Home di Gaetano Vecchione, Falegnameria Talese Nola, al Cardinale Pizzeria via Sten numero 3 Mugnano del Cardinale, Studio Legale Raffaele Boccia a San Giuseppe Vesuviano, La Gatta Abbigliamento in via Padula a Brusciano, Gioielleria Cerno in via Ciccone a Saviano, Cellerini Argenteria a Firenze, Bassanelli Argenteria a Firenze, Neoncarm SRL Insegne Luminose in località Pizzone Nola, Antica Fioreria dei Filippis in corso Tommaso Vitale a Nola, Canta Show Eventi, Sartorie Marinare Moda e Mare, Cape Mode, Lilupo a Farm in via San Leonardo a San Giuseppe Vesuviano. E poi Cantanola Show per i vostri eventi ci potete contattare tramite il nostro recapito 328 374 6437. Giorgio, allora, eccoci qua per questa allora naturalmente il giugno nolano si avvicina inesorabilmente, mancano solo 11 giorni. Noi vi accompagneremo in questi 2 mesi durante questo tragitto, cercheranno di darvi tutte le news. Questa sera ci collegheremo con l'avvocato Luca De Risi, presidente del GRAMAS, rete delle grandi macchine a spalla, che appunto sono Palmi, Nola, Sassari e Viterbo, e questa sera c'è stato proprio l'evento per presentare l'evento Un Giglio a Vulcanobuono. Come sapete è stato costruito un giglio al centro della piazza, e questa sera c'è stata proprio la serata
inaugurare la JTP, unitamente all'associazione Granas, nell'ambito del progetto Cartapesta Nolana, che appunto con il convegno organizzato presso il Museo Storico Archeologico da febbraio, e c'è stato un programma che prevede appunto 20 maggio, oggi c'è stata la presentazione presso la Sala Iria, poi un giglio, un vulcano, 1000 anni di tradizione. Ricordiamo che è stato esposto e sarà esposto fino al 30 giugno appunto il giglio. E cosa troverete a Vulcano Buono? Ingresso Holiday Inn, rivestimento Giglio del Beccaio 2023, maestri di festa del maestro cartapestaio Paolino Scotta con maestri di festa Giuseppe Gaetano Vecchione, mentre l'ingresso Holiday Inn, rassegna fotografica Cartapesta Nolana a cura dell'archivio fotografico Paolo Peruso, in piazza del Vulcano Buono, Giglio del Panettiere 2024, bottega d'arte Tudisco del Cavaliere Tudisco, dei maestri di festa Lina Iovino, Lello Guerriero e figli. Quindi un motivo in più per il Vulcano Buono: ci sarà aria di festa, aria dei gigli già da questa sera fino al 30 giugno. Benissimo, poi c'è anche la prima edizione Premio Giglio e Tradizione con Patrizia Nardi, Pasquale Russo, Antonio Del Giudice, Guglielmo Maria Cirillo e i maestri di cartapestaia Leopoldo Santanello. Poi dopo ci collegheremo tra circa 5 minuti con l'avvocato Luca De Risi, vediamo se i 4 sindaci c'erano tutti e 4 i futuri sindaci, però nel frattempo ci andiamo ad ascoltare le canzoni che dovete votare. Come farlo a votare, Giorgio? Allora, potete inviarci un messaggio sui nostri social che sono abilitati, appunto Instagram, Facebook o YouTube, Cantanola Gigli di Nola in radio, e un messaggio oppure inviando una mail a cantanola@gmail.com. Le 9 canzoni in gara sono Ortolano 1990 a bordo di Felice Parisi, Salomire 1969 L'amore lontano di Felice Caccavale, Bettoliere 89 Ogidio Cantinella di Lorenzo e Marotta, Panettiere 77 Chi vuoi più Davide Angora, Barca 91 Barca, ecco Giorgio mi ha fatto cascare la diretta, il bello della diretta. Giorgio non ti muovere perché appena ti muovi fai guai. No, sei tu che non devi appoggiare sul mixer perché deve essere operativo. Allora a questo punto dobbiamo farci uno scrivere un pochettino più grande. Dicevo, Barca 91 Marco D'Amore Tommaso Piatti, Beccaio 78 Icor Francesco Basile, Calzolaio 82 Oculatore di Enzo Parisi, Fabbro 1996 Ricordi Raffaele Caccavale e infine Sarto 1995 Fatta dei Suon di Carmine Parisi. Quindi come votare? Ricordiamo che il tutto poi culminerà nella serata del lunedì 23 giugno davanti al Giglio del Calzolaio, quindi ci sarà questa serata di Cantanola con la premiazione sia di coloro delle 3 canzoni che avete più votato tra queste che ascolteremo, sia poi ci sarà anche la premiazione dell'Oscar Cantanola, come tutti gli anni noi assegniamo a un personaggio della festa dei Gigli di Nola, e poi sarete premiati anche voi. Coloro che voteranno saranno sorteggiati e quindi i fortunati riceveranno un premio da Cantanola. Poi mi raccomando, mettete il numero telefonico per chi vota, perché sennò altrimenti se venite sorteggiati non vi possiamo telefonare per venire appunto alla serata del 23 giugno davanti al Giglio del Calzolaio in piazza Marco Claudio Marcello, maestri di festa famiglia Cutulo. Allora Giorgio, andiamo ad ascoltarci queste 9 canzoni e poi andiamo a chiamare all'avvocato Luca De Risi per vedere come è andata la serata lì a Vulcano Buono. Ortolano 1990 a bordo Felice Parisi.
Salomire 1969, L'amore lontano, Felice Caccavallo. Beccolini 1989, Gigido Cantiniere, Giacomo Di Lorenzo, Nino Marotta. Panettiere 1977, Coco più, Davide Angora. Barca 1991, Barca d'amore, Tommaso Piatti. Beccaio 1978, E corro, Francesco Basile. Calzolaio 1982, Oculatore Enzo Parisi. Fabbro 96, ricordi, Raffaele Caccavale. Sarto 1995, Fatti dei Suon, Carmine Parisi. Abbiamo ascoltato così le 9 canzoni in concorso della canzone eterna, le canzoni del Novecento, che potete votare appunto con messaggio in direct sui canali Cantanola Gigli di Novi Radio, oppure semplicemente inviandoci una mail a cantanola@gmail.com. Allora passiamo subito in diretta, perché come vi dicevamo abbiamo l'avvocato Luca De Visi, presidente del Gramas, rete delle grandi macchine a spalla, e in dolce compagnia, perché questa sera appunto c'era l'evento al Vulcano Buono, quindi la dottoressa Lucia Casaburro, dirigente JTP, redattrice del progetto Cartapesta Nolana. Eccoci qua, buonasera, ci siamo Luca e Lucia? Ci siamo, buonasera a tutti. Buonasera a tutti quanti. Eccoci qua, allora, ci sentite, sì? Sì, benissimo. Sì, forse noi un pochettino alto, se abbassiamo un pochettino il volume, eccoci qua. Allora, come è andata questa sera? Infatti, innanzitutto c'erano i futuri 4 sindaci? Allora, c'erano i futuri 4 sindaci a cui è stata fatta una domanda: qual è il tuo sogno per questa città e soprattutto cosa farai con il nostro progetto di Nola Città Creativa e della Cartapesta. Hanno tutti dato una risposta positiva a quella che è l'ideale della festa, con gigli rivestiti con un rivestimento in cartapesta, e quindi il ritorno alla tradizione nolana, che è importante soprattutto per mantenere il sigillo UNESCO. È stata una serata bellissima e sono venute tantissime persone, la sala era strapiena, non avevamo più sedute e ci siamo emozionati davvero tanto, siamo ancora molto emozionati per tutto quello che è successo stasera, bellissimo. Complimenti allora a questa iniziativa, complimenti a tutti quanti gli organizzatori.
Allora Giorgio, volevi dire qualcosa? Sì, intanto noi già abbiamo spiegato bene o male quali saranno gli eventi che accompagneranno fino al 30 giugno al Vulcano Buono. Se ce li potete un attimo, ecco, esporre in modo sicuramente da parte vostra più chiaro e comprensibile per i nostri ascoltatori. Sì, allora ci sarà il 6 e il 7 giugno il laboratorio della carta testa. Faremo un esperimento, cioè vediamo un attimino chi si avvicina. Noi siamo un ente di formazione regionale e abbiamo avuto insomma l'idea di far riconoscere alla Regione Campania il corso di maestro cartapestaio. È un corso che prevede un orario insomma di circa 300 ore insomma di insegnamento e viene rilasciato questo titolo, questa certificazione regionale maestro cartapestaio nolano, perché parliamo di cartapesta nolana che è valido in tutta Europa. Tra l'altro questo rientra nel progetto GOL, per cui questo corso per chi è interessato è anche gratuito, perché l'abbiamo fatto anche rientrare nel progetto GOL, quindi siamo riusciti anche in questo. Il 6 e il 7 ci saranno questi laboratori dalle 18 alle 20 per permettere alle persone di avvicinarsi a quello che è la lavorazione della cartapesta. Certamente il corso è un po' più complesso, prevede la storia, prevede i calchi, prevede insomma una serie insomma di passaggi un po' più completi e complessi, però noi vi aspettiamo il 6 e il 7 per la lavorazione della cartapesta con i maestri cartapestai della città di Nola. Perfettissimo, quindi un invito che rivolgiamo a tutti, naturalmente poi lo rammenteremo anche nelle prossime puntate. Allora, questo possiamo inquadrarlo come un progetto apripista, perché comunque, voglio dire, è la prima volta che c'è questa collaborazione, almeno a mia memoria, con il Vulcano Buono, ma in genere un tipo di evento dove c'è la costruzione sia di un obelisco, sia per quanto riguarda l'esposizione poi della cartapesta, quindi speriamo che sia insomma un evento che è proiettato verso il futuro e ce ne siano tanti altri poi in altre location che rappresentano un po' la città di Nola e non solo. Va bene, va benissimo, grazie a voi. Grazie a voi, noi speriamo veramente che tutto questo sia un volano, linfa vitale per la nostra città e questa è promozione e quindi noi dobbiamo imparare ad uscire da una mentalità ristretta e provinciale e promuovere quanto di bello c'è a Nola e la festa dei Gigli è sicuramente una delle cose più belle che abbiamo nella nostra città. Grazie a voi. Ringraziamo la dottoressa Lucia Casaburro. Scusami, dicevo, noi perché prima parlavo con Luca Lenisi ieri sera, se dobbiamo fare qualche diretta dal Vulcano siamo a disposizione. Basta, certo, basta come no, ci sentiremo presto e ci organizzeremo. Perfetto. Di modo che potremo fare una puntata vostra qui direttamente dal Vulcano accanto al Giglio. Perfetto. Luca, sappiamo che sei impegnatissimo questa sera, però una domanda a volo anche a te, che sei insomma stai a capo del GRANAS, questa grande organizzazione che unisce tutte le macchine, delle grandi macchine a spalla. Quali sono le prospettive future? Parliamo proprio della rete. Noi come rete stiamo organizzando delle manifestazioni che ci vedranno praticamente in alcune città europee portare ancora questa nostra mostra Machine for Peace. Quindi siamo in elaborazione di bando naturalmente, quindi andremo sicuramente in alcune città europee, poi ovviamente noi saremo presenti in tutte e 4 le nostre comunità per le nostre feste, quindi tanti bei progetti che ovviamente sono tutti quanti coordinati dalla dottoressa Patrizia Nardi che ci supporta e ci sopporta da ormai 15 anni praticamente. Ma la dottoressa Nardi è lì? No, la dottoressa Nardi no, ha lasciato un saluto, ha mandato un bellissimo messaggio plaudendo questa iniziativa perché naturalmente questa rientra in una forma di salvaguardia, di tutela, di promozione delle nostre, in questo caso della nostra festa. Quindi il direttore di Vulcano Buono quando ha preso la parola ha snocciolato alcuni numeri e ha detto che praticamente l'anno scorso fra maggio e giugno al Vulcano ci sono stati
oltre 650.000 visitatori. Quindi capirete bene che avere un Giglio a Vulcano Buono è assolutamente un volano e un'attrattiva per tutti questi turisti che verranno. Noi metteremo a breve, fra 1 o 2 giorni, un Forex dove ci sarà la spiegazione della nostra festa dei Gigli e del percorso UNESCO, e ci sarà un altro Forex dove praticamente ci saranno tutte le date della festa dei Gigli 2025, quindi la novena, i Gigli spogliati, la processione di San Paolino e la ballata, di modo che i turisti, quando verranno qui a Vulcano Buono e vedranno il Giglio, avranno modo di potersi segnare anche le date della nostra festa. Questa è promozione, questa è tutela e questa è allo stesso tempo anche salvaguardia della festa. Avvocato De Risi, permettetemi adesso una domanda un po' scomoda. Dopo il commissariamento della Fondazione Festa dei Gigli, sappiamo che adesso insomma l'organizzazione va avanti, la sta portando avanti il Comune di Nola anche per quanto riguarda la presentazione delle domande per i maestri di festa del 2026. Come sarà la festa che verrà? Allora, la festa che verrà oggi io non posso dire come sarà, posso dirvi che c'è molta unione con i maestri di festa, perché stasera sono venuti tutti, o quasi tutti, credo tutti, e ci hanno spiegato che fra di loro c'è ampia sinergia, quindi da questo punto di vista diciamo che dovrebbe essere una festa, almeno per quello che riguarda la ballata, proprio in senso stretto, non dovrebbero esserci grossi problemi. Ovviamente dalla settimana prossima noi avremo anche il sindaco, quindi auspichiamo che tra le prime cose che faccia il sindaco sia quella appunto salvo ballottaggio naturalmente. Diciamo che non credo che ci sarà il ballottaggio, però nel caso non ci sia, diciamo che da martedì, mercoledì dovremmo avere il sindaco a Nola, e quindi spero che tra le priorità della sua agenda metta anche la nomina del CDA della fondazione e ovviamente che abbia approntato almeno una giunta che preveda naturalmente l'assessore ai beni culturali. Quindi ovviamente senza una fondazione diventa complicato organizzare non tanto la ballata ma tutto quello che c'è intorno, quindi la sicurezza, soprattutto in primis la sicurezza, le vie di fuga, tutti gli aspetti legati alla sanità, con tutti i permessi, la SIAE, la costruzione dei cantieri, sono tutte cose che i maestri di festa purtroppo non possono fare da soli, perché senza qualcuno che li guidi diventa veramente complicato. Quindi speriamo che si riesca a breve a sopperire a tutte queste situazioni che hanno portato purtroppo al 20 maggio in questa situazione. Luca, scusami, cosa ne pensi te della ballata dei Gigli spogliati, tutti gli 8 obelischi? Questo rientra in quello che ho detto, nel senso che la tradizione nolana prevedeva che si facevano i Gigli tutti quanti insieme, quindi da tradizionalista si dovrebbe dire sì, che ben vengano, però poiché vi ho detto che ci sono questi problemi legati alla sicurezza, alle vie di fuga, tutti questi piani che ad oggi non ci sono, quindi diventa complicato dire sì. Come la vedi. Da tradizionalista dico la vedo bene, perché si faceva la domenica, noi abbiamo sempre detto la domenica dei Gigli spogliati e la domenica dei Gigli vestiti. Il problema è capire oggi 20 maggio se questa cosa è fattibile. Il problema sono dove verranno costruiti, per esempio tu prendi per esempio a Piazza Collegio, che sicuramente là ci saranno 4 obelischi da costruire, come si faranno a trasportare? Per questo ti dico, perché come diciamo, si fa? Noi avevamo un po' sollevato più la congestione su alcune zone cantiere, tipo Piazza Collegio, dove di solito almeno 4 o 5 vengono costruiti, e quindi si potrebbe, essendo una piazza non grande, si potrebbe congestionare. Dobbiamo trovare altre piazze da costruire. Per questo dicevo, bisognerebbe avere una cabina di regia che gestisca tutto questo, che ad oggi, ripeto, oggi 20 maggio non c'è, quindi speriamo che ci sia. Ma speriamo veramente, perché la festa
è vicina, cioè meno di un mese. Certo. Bene, Luca, ti ringraziamo. Grazie a voi. Siamo a disposizione, aspettiamo Grazie a voi. diretta dal Vulcano Buono, sempre dalle ore 21, ti raccomando, perché siamo allora liberi dal nostro lavoro e ci organizziamo il giorno di puoi scegliere, noi di solito andiamo in onda ogni martedì, ma se un altro Benissimo. giorno non è un problema. Ma possiamo sentirci tranquillamente anche domani o dopodomani. Perfetto, Va bene? il mio numero ce l'hai. Grazie. Grazie a voi ragazzi. Grazie alla signora Lucia, grazie alla signora Lucia Casapuro, grazie. Un bacione a tutte e due, grazie. Grazie e buona mille, serata. grazie. Buona serata a voi. Buonasera. Grazie, arrivederci. Bene, così ringraziamo per l'intervento l'avvocato Luca De Risi, presidente del Gramas Rete delle Grandi Macchine a Spalla, e naturalmente anche la dottoressa Lucia Casapuro, dirigente GTP, redattrice del progetto Cartapesta Nolano. E ricordiamo, questa sera è stato presentato questo progetto al Vulcano Buono, dove c'è pure l'installazione di un giglio in dimensioni regolari di 25 metri e più anche la cartapesta nolana, quindi l'occasione per visitare, un'occasione in più per andare al Vulcano Buono. Bene, allora noi intanto ascoltiamo ancora qualche canzone del passato, questa volta non estrapolata dalla selezione, ma andiamo anche su una canzone del 1985, Chest si tu. Ogni anno in tasti di cavaliere, ritorno mai in cielo, ora sospirare, ora si fosse calmo, batte non è destino, tu questa terra mia, di te felicità, non può morire in questo cuore, ti sciambarare a cui bene. In ama di ci ha fruttato, sto paradiso quando ci ha pagato, non può morire, non può morire. Tu come prima mi sembra dalla tua cuore, e quando sfondo su non c'è t'abbraccio una mano, quale capote d'oro, in tasti muranti, quando la speranza tanto, lasciano insieme a te, non può morire in questo cuore, chi s'ha imparato a pure bene, chi l'ama di ci ha fruttato, sto paradiso non ci ha pagato, non può morire, non può morire. Non mi chiamare pazzo, si dica che non cielo, non è come si crede, soltanto la vanità, e la preghiera di popolo, uno che scende spalle, la donna non può credere, non forza e volontà, se può sbagliare sulla voce, chi sta nell'anno da vita, che volte ne torna questa vendetta, e non c'è stata santa paura mai, ma chi non sa, vada a sapere. Bastano un po' di quella stazione, sa spegne, sa batte, guarda te, San Paolini, che sei tu. Bene, allora, quindi ritorniamo un po' a qualche considerazione, quello che abbiamo ascoltato. Giorgio, scusami, cerchiamo di trovare noi le piazze dove costruire i gigli. Allora,
Piazza Paolo Maggio si può costruire. Un'altra dove si può costruire, che già l'hanno costruito, dove sta, non è una piazza, ma è dove sta Lizza. Infatti noi Quello Lizza pure va bene, poi c'è Piazza Collegio, che insomma per diciamo c'è antonomasia è la Palazzo piazza Pagano, preferita. per intenderci, dove c'è Palazzo Pagano. Poi sì, abbiamo Piazza Santorelli, abbiamo chissà se Piazza Santorelli. fine di Corso Tommaso Vitale, abbiamo tra via Giordano Bruno e Piazza Giordano Bruno, quindi già sono 5. Io penso, dal mio modesto parere, bisognerebbe evitare, quindi cercare di metterli su piede, evitare la concentrazione su una sola piazza, evitare la concentrazione di 4-5 a Piazza Collegio. Oppure, visto che è comodo costruirlo, però magari prima dei giri spogliati, quindi decentrarlo e quindi spostarlo, insomma, in modo da rendere più ampia quella che, voglio dire, lo spazio tra un giro e l'altro. Ma sicuramente ci avranno pensato, perché poi, ecco, io voglio considerare anche un'altra cosa, che nonostante ci sia il commissariamento della Fondazione Festa dei Giri, comunque l'organizzazione della festa sta andando avanti con una deadline dettata dal Comune di Nola e naturalmente quindi in questi giorni c'è stato anche il bando per l'assegnazione delle macchine di festa per l'edizione 2026 e fino con il termine perentorio del 16 giugno, entro le ore 12 del 16 giugno, presso la sede del comando della polizia locale del Comune di Nola dovranno essere presentate le domande appunto per i maestri di festa 2026. Quindi comunque l'organizzazione va avanti, ma giustamente, come diceva l'avvocato De Risi, c'è bisogno di altro perché è un'organizzazione molto più ampia. Quindi aspettiamo una guida dalla città di Nola, che sappiamo che magari ecco, il commissario prefettizio oppure il commissario della fondazione naturalmente tendono ad occuparsi più degli affari correnti, ma non entrare nello specifico. Però ci ha detto pure di questa grande sinergia che c'è tra i maestri di festa 2025, questo è molto importante perché poi sicuramente quello che conta tantissimo è che appunto tra di loro ci sia accordo e sappiamo come fare, quindi un po' questo, sappiamo come si fa la festa, lo sanno le tante maestranze che sono coinvolte perché sono decenni che organizzano la festa dei giri, quindi siamo molto molto fiduciosi. Ma diciamo pure che è stata anche bella questa iniziativa al Vulcano Buono con Luca De Risi, la dottoressa. Ma sicuramente io Lucia. la estenderei anche al Sì, CIS, all'Interporto, perché poi voglio dire effettivamente sono, ecco, è la concentrazione di affari e di persone, turisti oppure da altre regioni che affluiscono tutti i giorni in queste strutture che richiamano appunto a livello commerciale tantissimi operatori, e quindi è sicuramente un modo per voglio dire estendere proprio la riconoscenza a queste persone di quello che si fa a Nola e di questa festa storica. Peraltro c'è stato in questi giorni anche una puntata di Linea Verde che ha puntato molto proprio sulle tradizioni, si parlava di Nola, di Baiano, del Maio di Baiano, insomma delle tradizioni, e questo però è molto importante perché voglio dire, sicuramente parliamoci chiaro, la festa dei gigli sono millenni che si porta avanti e voglio dire, quel fuocherello resta sempre acceso perché la passione si trasmette inesorabilmente anche verso i giovani e lo sappiamo bene quando lo vediamo per le strade di Nola. Allora salutiamo Annino Cetta che ci fa i complimenti, Cantanola siete super. Nel frattempo, se voi volete intervenire, il nostro recapito telefonico è 328 374 6437. Allora, a questo punto io saluterei tutti i maestri di festa dei gigli del 2025 con le proprie fanfare, con i propri cantanti, con le proprie paranze. Diamo un grande in bocca al lupo per la grande ballata che si terrà a giugno, quindi mi raccomando, fate cose bellissime perché è il mondo che ci vede in quell'edizione, perché poi la festa dei gigli viene conosciuta in tutto il mondo, quindi ormai tramite queste piattaforme si vede dappertutto. Quindi facciamo veramente un grande in bocca al lupo a tutti i maestri di festa e i paranzari,
alle botteghe d'arte, ai cantanti, alle band, a chi più, Giorgio? L'ho detto a tutti quanti, a tutti Ma coloro che io fanno parte dello staff. onestamente sì, sono le maestranze, quelli che preparano per un anno intero il legno, le varre, i varrielli, quindi ci sono veramente tante maestranze coinvolte nella festa dei Gigli e che tramandano da padre in figlio, perché non dimentichiamo che le varre e i varrielli che vengono fatti, che vengono appunto servono per trasportare il Giglio, vengono preparate mesi prima con tanto sacrificio e tanto lavoro, ma come pure le botteghe che lavorano il legno, lavorano la cartapesta, i rivestimenti, i progettisti, coloro che i parolieri, i musicisti, insomma davvero vengono Ecco, guarda, stiamo vedendo proprio quando stanno costruendo il Giglio, dove dicevo io, a Via Frobaro Vecchio, dove c'è Lizza, guarda, al Palazzo Pagano, guarda. E questa è 1980, 1980, guarda, se noi vediamo il video, come potete vedere pure voi, il video è proprio lì, quindi là sarebbe proprio idoneo un altro cantiere che poi si è vista solo, se non mi sbaglio, solo in quell'edizione di costruire quel Giglio. No, c'è stato pure qualche anno fa, non ricordo se 2023 o prima del Covid 2019, e se non sbaglio erano proprio i volontari che erano proprio ragione, sì, e poi lo portavano in piazza Santorelli. Non ricordo solo se era pre-Covid o post 2019, forse 2023. Se non sbaglio. Benissimo, allora noi siamo sempre in diretta, sono le 21:35, 36 minuti primi, tutto in diretta da Radio Cantanola, Radio Web con Lello De Lucia e Giorgio Napolitano. Potete dire la vostra anche in diretta telefonando al numero 328 374 6437. Giorgio, facciamo ascoltare un po' di live. Allora, adesso ascoltiamo prima un'altra canzone che appunto è presentata nel concorso Cantanola le canzoni del Novecento, il Salto 1995, Fate dei Suon, canta Carmine Parisi. Fata dei Suon di Nicola Natalizio, Felice Natalizio Junior e Carmine Parisi. Canta Carmine Parisi.
vedere al Fate dei Sun una nostra concorrente, il nostro concorso di Cantanola, del Giglio, del Sarto, vediamo un attimino l'anno, cantava appunto Carmine Parisi, il Sarto 1995, Fate dei Sun di Carmine Parisi, quindi questa canzone pure la potete votare tramite un vostro messaggio, oppure mandare un'email a cantanola@gmail.com. Allora Giorgio, vogliamo ascoltare qualcosa della questa che è uscito? Sì, fresco di questa Famiglia Marotta, di domenica, quindi Paranza Insuperabile. che hanno fatto il banchetto proprio, ha tenuto la marca. Un altro thank you di Cantanola, salutiamo a Francesco, alla moglie Imma e anche Rossella, che nemmeno fanno posto, anche candidato come consigliere comunale. Gli diamo un in bocca al lupo a Rossella, la marca. Allora, che ci ascoltiamo, Giorgio? Andiamo ad ascoltare così dal Sarto 2025 a Cussia, versi e musica dei fratelli Marotta e Feliciano Natalizio, canta Rosario Caccavalli. Gioia di lunare, e avete pastusa in questa città, a così, che sta famiglia devo ricordare, e a me non ti fa aspettare, solo un momento, dove la vita ci festeggiare. Soltanto con sguardo, come diceva che sta non si fa, a così, che sta famiglia devo ricordare, e a me l'ambressa non ti fa aspettare, solo un momento, dove la vita ci fa festeggiare. E mezzo allora ci sapevo stare, a così, che sta famiglia devo ricordare, e a me l'ambressa non ti fa aspettare, solo un momento, dove la vita ci fa festeggiare. Insieme che frate mia, stringuta mano in mano con mamma, a così,
questa famiglia non fa ricordare. Mia mamma è sempre ascoltare sulla momento, domani si scende a festeggiare. Sarto 2025, a così, paranza insuperabile, i maestri di festa famiglia Marotta alias Sociale. Ci siamo dimenticati del soprannome, così, perché oramai così vengono chiamati. Facciamo in bocca al lupo anche agli amici del Sarto 2025. C'era qualcuno, Giorgio, mi ha chiesto un po' di live della paranza insuperabile, un amico di Barra. Ci la possiamo far sentire un pochettino di live insuperabile? Ci proviamo. Ci proviamo. Allora salutiamo questo amico che si chiama, come si chiama? Antonio da Barra, ok? Ciao Antonio, buon ascolto, sicuramente sarà un fan dell'insuperabile e facciamo ascoltare questo live della paranza insuperabile. Ricordiamo che questa paranza quest'anno sta proprio sotto al giglio del Sarto 2025 con la famiglia Marotta. Ci siamo, Giorgio? Allora, dal Fabbro 2023, paranza insuperabile barrese. Salutiamo a tutte le paranze forestiere, ma soprattutto a quella di Barra, ma oltre all'insuperabile vorrei fare un saluto perché ci siamo visti oggi pomeriggio purtroppo in una causa brutta, in un funerale, a Lello Maddaluno della paranza formidabile. Così parlava del più del meno tra i due paranzari, Giorgio, che hanno fatto la storia di Nola, a dire Cicciotto e Erasmo Leone. Quindi si parlava di questi due grandi paranzari che veramente si davano fil da torcia, ma in senso amichevole, ma erano due grandi amici queste due persone. Si parlava proprio con Lello Maddaluno questo pomeriggio, purtroppo
in una situazione un po' critica, eravamo a un funerale. Va bene, a questo punto manca poco, mancano 7-8 minuti per finire la seconda puntata di Cantanola Gigli di Nola in radio. Io prima di farvi ascoltare le 9 canzoni in gara dove voi potete votare, vado ad elencare sempre i thank you di Cantanola 2025, che sono questi qua: Carmine Napolitano, fotografo Nola e Napoli, Minichini Mini Club, anzi Meeting Club, via Castelcicala a Nola, sarebbe Santa Lucia, ristorante Santa Lucia, Tutto Ufficio Buffetti, via Circolazione per Saviano a Nola, Bar Pasticceria Minichini, via Stella a Nola, Tenuta alla Marca, eventi ristoranti via San Francesco d'Assisi a Saviano, Fratelli del Peano Group in via Vincenzo La Rocca e via Tanzillo a Nola, Gioielleria d'Amore in via San Felice a Nola, Packet Ristorante in via Umanista 23 a Domicella, Farmacia Visconti via Miccole Boccia a Nola, Gastone Pizzeria in via Roma Cintile, Gruppo Vecchione Home a Nola, Falegnameria Talesi a Nola, al Cardinale Pizzeria via Estene numero 3 Mugnano del Cardinale, Studio Legale Raffaele Boccia a San Giuseppe Vesuviano, La Gatta Abbigliamento Uomo e Donne via Padula Brusciano, Gioielleria Cerno in via Ciccone a Saviano, Cellerina Argenteria Firenze, Bassanelli Argenteria Firenze, Neocarma SRL Insegni Luminosi località Pizzone a Nola, Antica Fioreria dei Filippis in corso Tommaso Vitale a Nola, Cantanola Show Eventi, Sartoria Marinare Moda Mare, EKF Mod e le Lupa Parfum in via San Leonardo a San Giuseppe Vesuviane. Grazie. Bene, allora andiamo a riascoltare di nuovo la canzone Eterna Cantanola 2025. Ricordiamo che potete riascoltarle. Votate. Le potete riascoltare sia dal nostro canale YouTube, su Instagram e anche su Facebook, su Cantanola Gigli di Novi Radio trovate appunto tutte le 9 canzoni, potete ascoltarle e votare, quindi non mancate. Andiamo ad ascoltarle, ricordiamo, mandate un messaggio in direct oppure una mail a cantanola@gmail.com, poi chi ha votato verrà sorteggiato per un premio nella serata delle premiazioni del 23 giugno davanti al Giglio del Calzolaio.
Mamma maglietta bianca che la fine si ne notava la mamma e viene appressa a me, stiamo vicina, danza succina, mette la ballare. Quando te lo c'è che Benissimo, questo... Benissimo, queste sono le 9 canzoni in gara dove potete votarle sulla nostra pagina di Facebook o Instagram di Cantanola G di Nola in radio web. Questa è già l'ottava edizione che andiamo in onda, quindi queste sono le 9 canzoni da poter votare. Ortolano 1990 a bordo di Felice Parisi, Salmire 1969 La moda lontana di Felice Caccavale, Bettoliere 1989 Ogidio Tocantiniera di Lorenzo e Marotta cantano, Panettiere 1977 Chi vuoi più Davide Angora, Barca 1991 Varca d'Amore Tommaso Piatti, Beccaio 1978 e Corra Francesco Basile, Calzolaio 1982 Ovulatore di Enzo Parisi, Fabbro 1996 Ricordi di Raffaele Caccavale, Sarto 1995 Fata dei Sun di Carmine Parisi. Giorgio, vogliamo dare qualche indizio già chi sta... Si sente, sì? Sì, Si sente? No. abbiamo toccato qualcosa. Adesso sì, Adesso sì. Allora, non ti muovere che fai danni, non ti muovere che fai danni. c'è già un gruppetto che corre in avanti, dire la verità, però non lo so, facciamo dalla prossima, dai, siamo ancora alla seconda puntata. No, lo dico. Vuoi dare già un indizio? Lo dico, sì. Se la stanno veramente combattendo, anche se sta un pochettino davanti il Giro del Beccaio 1978 e Cor di Francesco Basile, e poi c'è subito il Calzolaio Ovulatore di Enzo Parisi. Però sta una cosa, devo richiamare qualcuno della famiglia Cutolo. Nessuno della famiglia Cutolo ha votato. Questo è molto strano, quindi ahimè, siamo lì. Vabbè, c'è ancora tempo, quindi voglio dire, siamo solo alla seconda puntata. Allora, ricordiamo che noi presto ritorneremo, noi le prime due le abbiamo trasmesse dallo studio 1 di Cantanola, poi dalle prossime potremo incominciare anche con la radio itinerante e quindi di fare insomma varie tappe con le trasmissioni in giro per Nola, va bene? Poi magari aggiorneremo in settimana, però di certo andremo in onda martedì prossimo, quindi martedì 27 sempre alle 21, da dove poi ve lo faremo sapere. Sperando che il Napoli vinca lo scudetto. Assolutamente, ma questa è una cosa certa, insomma, quindi possiamo già cucire il numero 4 sulla nostra macchina. Non cantare vittoria, amico mio, non cantare vittoria. Abbiamo già sofferto troppo, domani, infatti. venerdì ci toccherà ancora soffrire, però l'importante è arrivare alla meta. Venerdì sera dobbiamo andare noi a buttare quel pallone dentro, io e te. Mi sa di la sì. coppia d'attacco. Probabilmente I giatti per caso in campo. Ci potremo riuscire. I giatti per caso in campo a giocare la partita contro il Cagliari. Benissimo amici, abbiamo superato di qualche minuto le ore 22, siamo agli scoccioli, ormai la seconda puntata è terminata, andiamo subito ai saluti finali o alla sigla? Prima la sigla, vai! Andiamo alla sigla! Bene, noi siamo giunti ai titoli di
Goda. Ricordiamo che abbiamo avuto l'intervento in diretta in questa puntata che potrete riascoltare per chi si è collegato da poco. Abbiamo avuto l'avvocato Luca De Rissi, presidente del Gramas, e poi in diretta anche la dottoressa Lucia Casaburo, dirigente GTP, redattrice del progetto Cartapesta Nolana, per questo evento che c'è stato inaugurazione un Giglio, un vulcano, 1000 anni di tradizione al vulcano Buono di Nola. Come detto, vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre Cantanola GD di Nola in radio. Potrete riascoltare questa puntata su Instagram, YouTube o Facebook e vi auguriamo una buona serata. Perfetto, grazie Giorgio, anche da parte mia una buona serata da parte di Lello De Lucia. A risentirci martedì sempre a partire dalle ore 21. Ciao, un grosso bacio, ciao a tutti, buona serata, viva Nola, viva San Paolino!